Allora, pranzo tipo delle 4 di pomeriggio, però qui ho fatto il kebab insieme, vabbè, prima olio misto per soffritto, poi ci ho aggiunto i pomodorini, li ho anche un po' schiacciati, sapete che io amo i pomodorini gialli, li ho presi ieri al Lidl, e poi ci ho aggiunto il kebab e tutte le spezie e la salsa di soia. E qui invece c'è il couscous, che teoricamente è anche pronto. Ho fatto un disastro qui, ma insomma, tanto qua abbiamo aperto, così fa corrente d'aria. Noi la macchina ce l'abbiamo qua sul nostro posto e via. E ho messo il microonde qui alla fine, che è la cosa migliore, perché qui era un pochino in mezzo e quindi poi troppo basso, almeno qua ce l'abbiamo diretto sul tavolo. E qualcuno ha fatto il pisolino per quello mangiamo a quest'ora. Qualcuno ha fatto un pisolino un po' lungo, un po' tanto. Sei in ferie, sì. Adesso io spengo qua. Là, questo è pronto. Beh, sembra buono. Ho sporcato tutta la cucina, ma sembra buono. Per fortuna la cucina è piccola. Forse più che la forchetta serve un cucchiaio. Cena di questa sera molto molto semplice. Stasera così. No, perché prima abbiamo mangiato. Adesso vi faccio vedere cosa abbiamo mangiato. Ho preso ieri al Lidl queste qua, cheese flavor. Comunque adesso mangiamo questo. Questa è la situazione del lunedì. È tutto fermo. Questo è partire da Jesolo per tornare a casa. Ma noi non dobbiamo partire. No, noi non dobbiamo partire. La tipa mi ha schiacciato l'ovetto con lo sdraio, il collettino. Mi ha schiacciato tutto. E vabbè, pazienza. Abbiamo fatto un giro anche da casa, visto che sta chiudendo. Sì, siamo portati sulla C'è la svendita totale per chiusura attività. Io ho preso solo 2 mestoli. No, siamo passati a casa a sua borsa. Sì, siamo passati. Ah sì, proprio. Vabbè, dai. Mangio l'ovetto. Guarda che cappa, che nuvole. C'è proprio la divisione del cielo, col sole là dietro. Allora, fase di test della nuova brandina che utilizzerò poi a casa per stare giù in giardino, perché lo sapete che ho il lettino, quello classico da spiaggia, però questa la userò giù davanti, perché quello è scomodo da portare giù, questo invece ha le maniglie e quindi è molto più comoda. Quindi test brandina, mi sono messa qua, adesso c'è anche un po' di sole, le nuvole stanno andando tutte di là, per cui qui non dovrebbe neanche piovere, a meno da previsioni danno 0% di probabilità di pioggia, quindi per tutti questi giorni. Vabbè, comunque mi sono messa qui per provare sta brandina. C'ho dei vecchietti che mi guardano perché sto parlando col telefono, ma qua è così. Non è gente, cosa avevo qua? Non è gente abituata. Comunque oggi sono stata un po' lì sul lettino della piscina, però poi c'era un bambino. È stato tutto il tempo lì davanti a me, che è dove la piscina è più bassa, cioè dove si riesce a toccare, no? Perché arriva a 2,10 m, mi pare, di profondità. E qui è dove è meno profonda. Sì, ma a una certa ho dovuto prendere, ero lì da neanche 10 minuti, un quarto d'ora massimo. Sono dovuta andare via per evitare di litigare. Perché era proprio davanti a me, mi arrivava anche l'acqua perché continuava a far casino. Cioè, qui c'è il divieto di tuffi, il divieto di far rumore, tutto.
in questo residence, ma nessuno rispetta niente e quindi per non litigare ho detto vabbè, prendo, me ne vado. Quindi ho preso tutto e me ne sono rientrata qui. E quindi questa brandina è un po' una soluzione per evitare di, cioè, se non c'è il bambino posso andare lì, se c'è ancora sto bambino anche domani, se ci sarà ancora, mi metterò qua con la brandina pomeriggio senza dover andare fuori, tanto abbiamo il giardinetto privato, quindi possiamo fare quello che vogliamo, insomma, all'interno della nostra area. Certo, questa non la puoi portare fuori. Ah sì, devo vedere se si è asciugata la maglietta, che l'ho lavata oggi. E quello che cos'è? Un drone. Là. No, non è un drone. Che cosa sarà quello? Non è assolutamente un drone, ma forse un palloncino? Quelli con l'elio? Oh, può essere. Ehi, amico piccione! Ehi, piccione! Dov'è il tuo amico? Boh. Tu sei lì. Oh, ma di qua è sempre più nuvoloso. Guarda qua che cenetta che ho arrangiato. Couscous avanzato di ieri. E ho messo dentro... ho messo le verdure avanzate invece oggi e le mini salsicce, quelle che abbiamo trovato al Lidl, tagliate a metà. Tutto condito con le varie spezie. E questa è una cenetta, pasto completo, e ci siamo. Qua in giardinetto. Con gli uccellini che cantano. Cielo sempre più nuvoloso. No, di là si era serenato però rispetto a prima. E niente. E queste patatine qua. Come ieri. Questo è il giardinetto. Versione serale. Abbiamo acceso questo stasera perché siccome abbiamo cenato fuori, altrimenti i moscerini ci mangiavano vivi. E allora ci siamo accesi questo e funziona abbastanza. Questa è la visione serale barra notturna, sono le 11. Vi faccio vedere anche zona piscina, anche se sì, dai, vi faccio vedere, tanto non c'è nessuno. Questa è la zona della piscina la sera. No, non c'è nessuno che mi vede, ok. È rimasto solo un appartamento da via con le tapparelle su e questo qui, basta. Tutti gli altri hanno chiuso tutto. Lì c'è la ruota. Io adesso rientro e niente, stasera non ci siamo fermati a mangiare il gelato perché l'avevamo mangiato qua a casa, che ci siamo comprati dei coni e l'abbiamo mangiato qua, solo che è tutta un'altra cosa. Sinceramente il gelato confezionato non mi piace neanche un po'. Non vi ho fatto vedere. Tac. Ci sono le luci qua dietro, c'è tutta la striscia LED e sapete che mi piace la striscia LED messa così? Mi piace un casino, c'è proprio tanto. Bella. Oggi abbiamo un ospite nel giardino, Piccione che sta rubando rametti per farsi il nido. Ciao, mamma mia, ma siamo belli. Quello non va bene, è troppo fino. Prima ha lottato con l'alberello qua per staccare un ramo. Quello va bene. Ah, ok. Quello ha detto che va bene. Hai finito di rubarmi i rami? Guarda che guerra con questo alberello. Guarda. Scusa. Bravo. Bravo, bravo. O brava, non lo so. Vai.
un acquistino che abbiamo fatto è stato questo, ammorbidente concentrato, abbraccio delicato, spuma di champagne, buonissimo, già un profumo buono, poi non so se durerà sui vestiti, però mi piace un casino. L'ho trovato al Caddis questo, e poi ho preso anche lo sgrassatore al profumo di limone, sempre Chantecler.